Euroregione News. I principi di Codroipo, 13 enunciati per rigenerare il Friuli Venezia Giulia. Dibattito organizzato dal Circolo Iniziative Codroipesi e dalla Cisola di Udine che si è tenuto presso il Teatro Comunale di Codroipo. Abbiamo chiesto alla Presidente regionale Deborah Serracchiani chiarimenti sulla riforma in atto. La riforma degli enti locali è una riforma importante per la Regione anche perché ridisegna in qualche modo il volto della nostra specialità e quindi stiamo puntando ad una Regione che pianifica, programma e che in qualche modo svolge alcuni compiti gestionali diretti sui grandi temi, penso al trasporto pubblico locale, alla sanità e allo stesso tempo trasferisce compiti gestionali e responsabilità ai comuni da esercitare evidentemente in forma aggregata visto che le risorse sono calanti e che c'è bisogno di mettere insieme le forze per riuscire a rispondere alle tante necessità e bisogni dei nostri cittadini. E quali sono i progetti futuri, i prossimi impegni per il governo regionale? Completamento della riforma degli enti locali e si tratta di una legge quadro, quindi gli impegni successivi saranno altrettanto importanti con le norme sul trasferimento delle risorse, del riordino delle competenze, del superamento delle province e poi c'è il piano di sviluppo regionale delle politiche industriali del vicepresidente che entrerà in aula a gennaio e che sarà un altro punto importante del cammino verso le riforme della nostra regione. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.